Buongiorno a tutti e buon 2026 a tutti quanti. Siamo tornati al Franchetti, prima di ritorno Mestre Fenice Sainz Milano, li vedete adesso, stanno scorrendo davanti ai vostri teleschermi, i verdi di Milano. Alla sinistra del vostro teleschermo ci sono i bianco-arancio del Mestre Fenice, con me in regia Enrico Volpato, e buon anno anche a mister Antonio Candeo. Mister, buon anno bentornato, a te, Ale, bentornato. In cronaca cronaca Alessandro Torre, mentre la voce che sentite di sottofondo che annuncia le formazioni è quella dello speaker del Pala Franchetti, Andrea Checconi Sbaraglini, che è sempre al nostro fianco, alla nostra destra per gli aggiornamenti continui. Allora, prima di ritorno, ultima, sembra quasi impossibile dirlo, però ultima contro penultima, cioè un ok corral per l'ultimo posto praticamente, sì, perché in questo momento le due formazioni non hanno vissuto un girone d'andata brillantissimo, anzi tutt'altro, e qui oggi ci si gioca veramente la permanenza all'ultimo posto, perché abbiamo un punto di differenza e il Mestre Fenice vuole assolutamente scavalcare, Sainz Milano tenersi invece questa distanza. Vi ricordo che in questo girone ne scendono due direttamente e queste sono le più in pericolo del girone A in questo momento. Però c'è tutto il girone di ritorno, esatto, e le auguriamo ad entrambe migliore fortuna. Sì. Sicuramente cambiare il trend negativo che c'è stato nel girone d'andata. Sì, anche perché poi il Milano viene da 5 sconfitte consecutive, quindi sicuramente vorrà iniziare questo 2026 in maniera diversa. Il Mestre Fenice d'altronde ha una posizione di classifica che nessuno si aspettava all'inizio del campionato, quindi probabilmente in questo periodo saranno riusciti magari a sistemare quelle cose che non sono andate. Qualcosa si era già visto, no? Sì, nelle ultime partite. Sì, qualcosa era migliorato. Penso che in questo periodo di vacanza, per modo di dire, siano riusciti a sistemare un po' di situazioni. Quindi mi aspetto una partita che entrambe vorranno vincere, vorranno portare a casa, quindi sarà, e mi auguro per tutti che sia una bella partita. Ci auguriamo tutti quanti sia una bella partita, soprattutto per tutti i tifosi di Milano e del Mestre Fenice, che sono in visione sul, vi ricordo, canale YouTube della divisione Calcio 5, dove viene trasmessa tutta la Serie 2 Elite dall'inizio dell'anno fino alla fine. Quindi tutti sintonizzarsi sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 per vedere il grande futsal. Dicevamo, due formazioni che oggi arrivano con alcune novità. Il Mestre Fenice da una parte, tanto stiamo aspettando forse che scocchino le 16, sono un po' in anticipo, 15 minuto, sì. E 58, ma dobbiamo essere precisi, no? Penso che daremo il via, vedo il signor... L'arbitro numero 1 è il signor Simone di Napoli, che col fischietto in bocca. Dalla parte opposta il signor Di Donato di Merano, il crono è il signor Agosta di Rovigo. Dicevamo, formazioni ampiamente rimaneggiate, perché il Mestre Fenice non ha due pedine importanti come Bebetigno e Bui, entrambi infortunati. Sì. E in settimana, attenzione, non è partito il tempo, il tabellone, quindi si riparte. Vediamo. E in settimana il Mestre Fenice ha dato l'addio al pivot che era arrivato in estate, Carlo Uenu. Un po', diciamo, una risoluzione consensuale del rapporto tra giocatore e società. Forse entrambi si aspettavano qualcosa di diverso. Certo, da Uenu probabilmente il Mestre si aspettava qualcosa di più. Carlo, che nelle ultime stagioni ha giocato un po' in momenti alterni perché ha avuto un po' di infortuni che l'hanno fermato, probabilmente non è riuscito a trovare dal punto di vista fisico una situazione ideale per riuscire a esprimere quello che è il suo potenziale. A lui comunque è restato in categoria, è ritornato a Montegrappa, dove era stato lo scorso anno, sì, è stato annunciato, quindi sicuramente un giocatore di categoria. Qui non hanno avuto la fortuna di riuscire a esprimersi nel modo migliore. Certe volte, come si dice, sono anche momenti giusti, no? Da trovare, certo, da raccogliere. Probabilmente non era il momento giusto per Uenu qui a Mestre, però due novità. Nel frattempo Mestre Fenice
che è in possesso palla. Due novità anche per quanto riguarda i Saints Milano in entrata. Attenzione, Vailati, la conclusione larga alla destra di Solosi. Due novità in entrata perché abbiamo il centrale, classe 1989, Coman Trajan Ionut, che viene dalla Serie A2. Dalla Serie B, dove giocava l'anno scorso a Varese in Serie B. E il giovanissimo 2006 Denardin Pittan Pedro, anche lui credo venisse dalla Serie B. Due rinforzi per cercare di cambiare un po' le cose, e c'è un giocatore di esperienza e un giocatore giovanissimo di cui parlano, almeno sentivo le voci dei colleghi milanesi, molto bene. Sì. Vedremo se avremo modo di vedere la qualità, esatto, che vederlo questi schierato nuovi in giocatori. Campo. Allora, conclusione di Ruzzene, c'è un Mestre Fenice in questi 1 minuto e 20, questo minuto e 20 di gioco, un Mestre Fenice un po' più determinato. Adesso sì, chiedono, è più aggressivo rispetto al Milano, che forse cerca di trovare anche le quasi in attesa le misure del campo. Allora Mazzone indietro per Vailati, che apre sulla sinistra per Galliani, al centro per Ruzzene. Galliani e ancora Ruzzene che riparte da Vailati. Tra le novità del Mestre Fenice oggi in panchina anche due giovanissimi, perché abbiamo due della C1 e Under 19 che sono Pettenò Filippo, classe 2007, e il 2008 Alessandro Guariento, autore tra le altre cose di una doppietta ieri sera nella sfortunata prestazione in C1, prima di ritorno anche in C1 del Mestre Fenice Next Gen, che ha perso 8-4 contro il Cosmos 9 a Vicenza, quindi sconfitta pesante, anche se c'è come attenuante, per chi ha seguito le sorti della Coppa Italia di Serie C1 in settimana, il fatto che fino al 6 il Mestre Fenice Next Gen era arrivato alla finale per il titolo della Coppa Italia fase regionale contro il Montello, poi persa 5-2, però insomma anche se sono giovani, anche se giovani, insomma, un po' di energie le hanno spese in questa, hanno fatto quarti, semifinale, finale, insomma. Quindi attenzione, Ruzzene, Solosi che esce ed esulta chiaramente. 2-17, prima vera occasione della partita con Ruzzene che si è presentato sulla destra. Solosi ha chiuso perfettamente la bomba di Mazzon, prova prima di destro, poi di sinistro, la prima respinta da Milani e la seconda alta. Guariento, che comunque ha già giocato in prima squadra, mi sembra contro il Prata. Ha fatto anche qualche minuto. Quindi per lui non è una novità, è un giocatore che sta facendo bene sia con la seconda squadra in Serie C, sia con l'Under, quindi ci si aspetta molto, molto da lui. Sì, un prospetto anche a livello nazionale, perché è stato in ballottaggio fino all'ultimo per i campionati Under 19 di categoria, dove è partito il portiere Zanotto, che oggi è titolare del Mestre Fenice al posto di Sebastiano Diodoardo, che di solito è quello che parte dall'inizio. Un turnover tra i pali. Adesso la palla è del Milano, recuperata con Ruzzene e Mazzon, poi Solosi che riesce a spazzare e Sampaio che si libera del pallone prima che arrivi qualche problema. Mazzon che difende palla, Vailati, errore di Vailati, cerca di ripartire il numero 24 Marazzi, che viene trattenuto da Vailati, non esce il cartellino giallo. È quasi un fallo tattico, perché si stava involando, però era proprio, c'era anche Mazzon che stava recuperando, quindi l'arbitro non ha ritenuto di dover estrarre il cartellino giallo. Abilio Simone ha tenuto il cartellino nel taschino. Scusate il gioco di parole, ma la rima non ci stava in questo caso. Comunque palla recuperata dal Mestre Fenice quando siamo arrivati a 3 minuti e 14 secondi sul tabellone. Non è una partita dai ritmi altissimi, pesa forse questa palla oggi, vero? Pesa molto, anche perché poi quando si riprende si resta fermi un po', poi bisogna ritrovare il ritmo partita, bisogna trovare la concentrazione giusta, quindi
è abbastanza normale che ci sia un po' di studio, chiamiamo, tra le due squadre, quindi il ritmo non è elevatissimo. C'è il fallo di Coman che ha fatto un blocco su Ruzzene, praticamente Ruzzene è riuscito con un bel movimento anche ad andare via. Però Ma poi... Ruzzene è il giocatore che finora ha avuto un paio di occasioni, un paio di spunti interessanti, è partito nel modo migliore, adesso Mister Landi lo sostituisce con Cullani che ha caratteristiche ben diverse rispetto a Ruzzene, proprio anche, soprattutto per la fisicità, però entrambi vedono bene la porta. Cullani che con Moscoso è praticamente il rinforzo di inizio dicembre per il Mestre Fenice. Cullani che si è sbloccato sia in campionato che in Coppa Divisione, nella sfortunata trasferta di Coppa Divisione dove c'è stata l'eliminazione del Mestre Fenice, però nell'ultimo turno di campionato prima della sosta è andato in rete anche qui al Franchetti nel 3-3 rocambolesco dell'ultima di andata. Marazzi che cerca la profondità, ma Vailate anticipa, il pallone è per Galliani che non controlla, la rimessa sarà per il Sainz Milano che riparte con Coman. Sampaio, ancora Coman, cerca la profondità e invece c'è il controllo sbagliato di Pittan. Vailati, lungo per Galliani, Galliani che si è sganciato, Cullani che perde il contrasto fisico, Marazzi che cerca di andare via e poi commette il fallo, è il secondo fallo del Sainz Milano. Galliani era riuscito a interrompere l'azione del Sainz Milano e è stato agganciato da Marazzi. Cullani, spalle alla porta, cerca di girarsi, la tocca dietro per Galliani, sulla destra per Mazzon che riparte dall'ex Pesaro. Cullani sulla destra, il surplus, poi ripartire da Vailati sulla sinistra per Mazzone, il capitano del bianco arancio, cerca di andare via, il Mestre si aspettava che fosse un tocco. No, allora, al contrario Milano si aspettava un fallo, perché sembrava ci fosse un fallo su Sampaio. C'è stata una seduzione salomonica, sì. Non è né calcio d'angolo ma non è neanche fallo. Marazzi allora, perché l'azione di contropiede del Sainz Milano è terminata con la rimessa laterale a favore dei lombardi. Marazzi è pronto sulla battuta per Coman che l'ha suolata, che però con la palla che termina fuori. Siamo arrivati quasi a 5 minuti di gioco in questo primo tempo, una partita soft come dicevamo prima, una chiara occasione da rete a 2 minuti 17 con Ruzzene e Solosi che è uscito. Attenzione, Moscoso che non raggiunge quel pallone lanciato da Mazzon e adesso recupera palla ed è ancora Moscoso che cerca di andare in penetrazione centrale. Pittan, Mazzon sulla destra che recupera, si è accesa la partita e c'è Coman che va in scivolata e mette rimessa. Galliani che cerca di fare in velocità ma sbaglia quel pallone. Pittan che prova a ripartire, Moscoso che recupera, c'è un po' di confusione. Un po' di confusione, però si è un attimino animata la partita perché era partita, come dicevi tu prima, in maniera un po' sonolenta, adesso si è un po' animata, c'è stato anche qualche scontro fisico per nulla cattivo, ma è chiaro che l'agonismo ci sta, esatto. Vista l'importanza della gara. Ci sono fasi di studio, è difficile credere ci siano fasi di studio nel futsal. Eppure attenzione, Mazzon e Solosi che si oppone. Hanno sbagliato la chiusura i giocatori del Milano, nessuno è uscito in pressione sulla palla, hanno rinculato un po' in 3 giocatori, nessuno è andato a pressare, quindi ha dato la palla, quindi hanno dato la possibilità a Mazzon di calciare in porta, ma Solosi è riuscito a intercettare. È il secondo vero tiro nello specchio della porta ed è il secondo del Mestre Fenice che nel frattempo commette anche il secondo fallo con Moscoso. A 13:59 dal termine del primo tempo, il risultato vi ricordo fermo sullo 0-0, lo vedete in questo momento inquadrato nel tabellone. Milano che riparte con Marazzi, Coman,
Moscoso che anticipa ma cede a Perego, Perego che prova Pittan, bravo, è entrato, ecco Guariento. il classe 2008 Alessandro Guariento che anticipa Pittan su questa pericolosa palombella di Perego a centro area. La squadra adesso il Mestre è una squadra abbastanza con giocatori tutti alti, quando invece il Milano è una squadra un po' di giocatori piccolini. Perego è piccolo e Diciamo che il vediamo- confronto fisico sembrerebbe favorire il Mestre Fenice, ma non vuol dire... come altezza sì. Esatto, Però come poi- altezza, però poi la fisicità, conta la capacità di anticipare, di mettersi nella posizione esatto, giusta tra anche, palla. anche l'esplosività molte Sì. volte, no? Galliani è in surplus contro Pittan, riparte da Guariento che apre e anticipa troppo su Moscoso, che però sostiene lo stesso il giovane compagno, tra il più anziano, forse no, con Bebettino non credo, perché Bebettino è l'86 ma non è in campo c'è Moscoso che è un 88, quindi tra il più anziano e il più giovane, 88-2008. Il colpo di tacco di Sanchez che ha cercato di liberare un suo compagno, ma la palla viene recuperata dal Mestre Fenice sulla destra con Cullani che è affrontato da due giocatori, Sanchez che libera e poi spazza via Sanchez Adrian. È chiaro, Giocatore che viene dal Barcellona in Serie B, Barcellona sì, Pozzo Sicilia, di sì, Gotto, Pozzo di esatto, Gotto, sì, no. no. Barcellona in Serie B suona male. Sì. Comunque sia nel calcio a 5 che esatto. Adesso entra Mazzon, c'è una punizione, Mazzon L'abbiamo si già prepara visto, probabilmente no? per andare a calciare. C'è anche Cullani che però che ha un bel tiro, quindi lì se la giocheranno con una schema, con un movimento sicuramente. Anche se è da un bel po' che Adrian Sanchez è qui in Italia, perché ha iniziato, scusate, nel lontano 2012 con l'acqua sapone Pescara, quindi insomma attenzione. Storica società. Mazzon, Guariento con Matteus che si frappone. Un po' questo tipo di azione l'avevamo vista anche l'altra volta. Sì, è una punizione che spesso riescono a portare a termine il Mestre Fenice. Un giocatore, adesso c'era Moscoso che ha liberato il lato per il Guariento che era andato a far finta di calciare, è entrato sulla palla Mazzon, l'ha girata su di lui avendo lo spazio libero, ma è riuscito a mettersi, ecco, Matteus è forse l'unico del Milano che ha la stazza da pivot. Attenzione, è entrato nel frattempo, sono entrati anche nel frattempo Milani e Crescenzo, Milani da una parte e Crescenzo dall'altra. Moscoso guardava Cullani, c'è l'1-2 con Guariento che non riesce, Matteus. 12:31 sul cronometro, Matteus che tiene palla e poi allunga per Milani e che riesce a scavalcare Zanotto. Pericolosissima azione la prima vera pericolosa azione del Sensi Milano. Milani era riuscito, Riccardo era riuscito a scavalcare Zanotto, la palla però non è. Hanno avuto pazienza a fare girare la palla per portare fuori i difensori del Mestre Fenice e poi andare a giocare alle spalle dell'ultimo difendente. Guariento che viene spinto da Matteus ma rimane in piedi, Matteus che adesso recupera quel pallone, cerca di andare via e poi lascia Perego, la respinta di Moscoso con la palla che è adesso in possesso del Saints. C'è un cambio, esce Perego ed entra per Milano il Sampaio. numero 8 Sampaio. Pallone avanti ancora per Matteus. Matteus che difende benissimo il pallone, difende molto bene il pallone, Moscoso. ha un bel fisico ma anche tecnicamente lo protegge molto bene. Sampaio, Sanchez, Adrian Sanchez è proprio davanti, un po' ingenuo. La prima ammonizione è stato un po' ingenuo in questo caso Cullani, proprio davanti al signor Di Donato Di Merano.
8:24 ed è il primo ammonito della partita ed è il terzo fallo per Mestre Fenice, con 3 falli anche per Milano. Vediamo se preparano un tiro diretto o un movimento. Ma sì, anche qui c'è un movimento molto simile. Attenzione ancora Milani. Molto simile al movimento che era stato proposto dalla Mestre Fenice nella punizione precedente. Adesso invece è andato direttamente al tiro Sanchez. Zanotto è riuscito a deviare sopra la traversa. Milani ha cacciato, scusa. Adesso alza molto la pressione Milano e mette in difficoltà Mestre Fenice, che deve calciare lontano la palla. Si prende un rischio Milani qui sull'attacco di Cullani, perché non c'era nessuna copertura. Milani che poi abbiamo visto, no, Antonio, sono in 3 nella rosa uno oggi è assente, Tommaso, però c'è il fratello che è un 2008, che è un 2008, Milani Leonardo, che è in distinta con 2008, non che Riccardo sia vecchissimo, è 2002, quindi insomma c'è tutta una serie di giocatori giovanissimi. Sanchez per Riccardo Milano, che è capitano del Sainz. Il pallone per Matteus, dietro per Sampaio, il controllo non è perfetto, prova ad approfittarne Guariento, c'è una bella contesa del pallone, poi viene riconquistata dal Mestre Fenice, che riparte con Zanotto. Vailati che cerca la profondità con Alessandro Guariento, veloce per Ruzzene, il primo che anticipa è Crescenzo, non viene fischiato il fallo anche se Milani è a terra. Ruzzene che prova ad anticipare Matteus che poi si ferma e probabilmente mette la palla in fallo laterale. Sembrava personalmente un fallo quello di Crescenzo sull'intervento. Sì, però c'è stato un contatto, forse ginocchio con ginocchio, sul contrasto, forse ci poteva stare il fallo, ma anche così non credo sia una decisione completamente sbagliata. Vi ricordo 10:29 ancora da giocare in questo primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0 qui alla Franchetti, una partita che non ha vissuto di grandissime emozioni. Ci sono almeno 4-5 grosse occasioni. Prima sono quelle del Mestre Fenice, con Solosi che è riuscito ad avere al meglio sull'uscita di Ruzzene dalla destra e sul tiro di Mazzone, e poi ha replicato il Mestre Fenice in questi ultimi minuti, sempre per mano del capitano dei Lombardi Milani, Riccardo, una volta con un pallonetto che è uscito di un soffio sull'uscita di Zanotto e poi su una punizione che il portiere mestrino ha alzato sopra la traversa. Stavo guardando Antonio che stavi aggiornando anche i risultati e quindi ne approfitto e andiamo a dare ai nostri ascoltatori. Intanto, come sapete, l'anticipo di ieri sera è stato un pareggio con Lecco e Grosseto 2-2 a Lecco, l'anticipo del venerdì 9 gennaio. Le partite iniziate alle ore 15, c'è l'MGM 2000 che è in vantaggio 2-1 contro LD, mentre Dolomiti Energia Rovereto che è in vantaggio 2-1 a Prata contro il Maccan. Iniziata alle ore 16 anche Real Fabbrica Pordenone, con Real Fabbrica che è avanti 1-0. Vedremo dopo. Crescenzo adesso a chiudere su un 1-2 sulla banda da parte dei giocatori di Milano. È riuscito Crescenzo a uscire e a deviare la palla in rimessa laterale. Una plastica scivolata. Sì. Attenzione, Sanchez che prova la conclusione, larga alla destra di Zanotto. 9:46 ancora da giocare. Sanchez che dopo la battuta esce e rientra Coman. Zanotto, Vailati per Ruzzene che tocca di prima intenzione per Mazzon. Si riparte da Crescenzo in profondità per numero 8 del Mestre Fenice, che allarga sulla sinistra per Mazzone, capitano dei mestrini. Crescenzo, Vailati, Ruzzene, Crescenzo, Ruzzene. Adesso c'è un giro palla forte, la palla di Crescenzo difficile da controllare per Mazzon. Solosi
che viene messo in difficoltà da Coman, preferisce mettere in rimessa il pallone ancora per Ruzzene, Vailati. Ruzzene 9-12 ancora da giocare, Ruzzene che si prende la destra, va in fondo, al centro per Crescenzo, 1-0 e ha fatto tutto Ruzzene, ma era lì e ci trovava lì Riccardo Crescenzo, 1-0. È simile alle due azioni precedenti di Ruzzene, che era riuscito anche all'inizio della gara a andare via sulla banda destra, lui che è un mancino, prima ha calciato in porta, adesso l'ha messa in mezzo dove Crescenzo era libero, è riuscito a mettere dentro. Anche con bello stile poi. Sì, è andato via molto bene. E non so se... Vediamo se la partita si sblocca adesso. Esatto, anche perché adesso senza chiamato, che viene scavalcato in classifica con questo, verrebbe scavalcato in classifica con questo risultato, è chiamato adesso chiaramente a reagire. Attenzione, ci prova subito Marazzi, però il campo finisce. Non possiamo sfruttare il replay, però la deviazione di Crescenzo è stata anche con classe, sì, al centro, con classe. Ruzzene sulla destra era riuscito a mettere al centro per Crescenzo e quindi al 10:53 del primo tempo, appena scoccata la metà del primo tempo, il Mestre Fenice sblocca il risultato qui a Franchetti con la rete del vice capitano bianco-arancio Riccardo Crescenzo. Coman che è in difficoltà, riesce in qualche modo a liberarsi del pallone, Pittan fa ripartire Coman. E adesso è salito il Mestre, probabilmente galvanizzato dal gol. E il gol ha scosso anche il milanese sicuramente, sì, perché li vedo un po' in confusione anche questo passaggio di Pittan, non era preciso. Perché la pressione del Mestre li ha messi in difficoltà, oltre a subire psicologicamente sicuramente il gol dell'1-0. Attenzione, Vailati. Corner che batte Galliani. Ruzzene. E Ruzzene ancora sulla destra, vediamo. La conclusione viene fermata, riparte il Sainz con Marazzi e l'ultimo tocco è proprio dello stesso Marazzi con l'intervento difensivo di Cristian Ruzzene, che ha il movimento del sinistro un po' alla Zegrova. Sì. Il fallo in attacco, quarto fallo dopo 12 minuti. È stato fischiato il fallo in attacco a Galliani. Il signor Simone era lì a due passi. Ruzzene, Galliani. 7:53 ancora da giocare, 1-0 per il Mestre Fenice per la rete di Crescenzo pochi secondi fa. Ruzzene sempre sulla destra che cerca di mettere in difficoltà il difendente Mazzon prova il destro deviato. La rimessa sarà per il Mestre Fenice in fase offensiva, fa fatica a raccogliere un po' le idee. Attenzione, il diagonale di Galliani, 7:35. Solosi sembrava controllare, però è un tiro insidioso che è passato, che ha tagliato tutta l'area. Sembra che abbia subito il contraccolpo Milano un po', l'1-0 fino a prima sembrava in assoluto controllo, no, della partita, anzi stava venendo fuori con le due occasioni di cui avevamo parlato di Milani e Riccardo. Sì, alzando anche un po' di più la pressione rispetto... Attenzione Galliani sulla destra, Galliani che va in profondità e il miracolo di Solosi, 7-0-9, ci aveva provato prima da sinistra Galliani, adesso da destra. Anche qui una soluzione che nelle ultime gare Mister Landi ha provato con Galliani da fungere da pivot, a uscire su un lato o per ricevere palla oppure per lasciare spazio sulla banda opposta per un compagno. In questo caso ha preso palla, ha puntato, si è girato e l'ha... Attenzione Marazzi che prova ad andare via, bravo Mazzone a recuperare il pallone, poi rimane questa palla sospesa e Galliani chiude Marazzi. C'era stata qualche protesta ma io non avevo visto nulla da parte del pubblico per un possibile fallo di mano, ma diciamo che era girato di spalle, non era... Sì, ma erano anche tanti con un pallone vagante, insomma sì. Non penso che sia stato volontario l'eventuale tocco. Comunque la rimessa è per i Sainz a 6:59 dalla fine del primo tempo, con Milani
che cerca Sampaio di prima intenzione, Galliani respinge. 6:55 alla fine del primo tempo, il risultato è cambiato al 10°, quasi 11° del primo tempo, ha segnato Riccardo Crescenzo per il Mestre Fenice. La situazione falli vede 4 falli per il Mestre Fenice, 3 per il Sainz. Galliani che è andato in pressione su Sanchez che in qualche modo, attenzione, Mazzon e Solosi che si è trovato davanti. La scelta era tra calciare forte in porta, il tiro ce l'ha, oppure scaricare. Attenzione ancora! E qui cominciano a essere tante. Le occasioni adesso del Mestre Fenice sono tante. Diciamo, prima Mazzon poteva scaricare su Galliani oppure calciare in porta, ha calciato miracolosamente. Solosi è riuscito a mettere la palla in fallo in corner. Diciamo che se l'è trovata lì, perché forse aveva altre opportunità Mazzon in quell'occasione. Subito dopo la scivolata di Ruzzene con la palla che è uscita di un soffio alla destra di Solosi. Però ci sono state almeno, con la deviazione prima di diagonale Galliani sulla destra e questa di Mazzon, 2 belle parate sicuramente dell'estremo milanese. Attenzione, e Milani cerca di lanciare Matteus, sconsolato, si rende conto che il pallone è troppo lungo, riparte il Mestre Fenice a 5:56 con 2 grosse occasioni pochi secondi fa. Ora Galliani che decide di partire da Mazzon. Attenzione, Ruzzene che si gira, il tiro sull'esterno. Altra bella azione di Ruzzene, che si è girato sul piede che non è il suo, sul destro, ma ha avuto comunque il coraggio di calciare in porta, e la palla è uscita di pochissimo. Poi se fosse stato in porta non sappiamo se Solosi avrebbe avuto ancora i riflessi come prima, però c'è stato il bel movimento anche spalle alla porta a girarsi. Sanchez che ci prova, non era male la conclusione del numero 10, sembrava sulla traiettoria Zanotto, però è stata la conclusione estemporanea. Questo è un mismatch, Solosi che esce di pugno, il controllo di Guariento che prova ad andare via il sinistro. Queste sono le qualità che sta mostrando Guariento. Si è girato, è riuscito a saltare, a calciare immediatamente in porta, la palla ha attraversato tutta l'area, è uscita di poco. Il pubblico chiede la deviazione, noi non l'abbiamo vista, comunque è stata una bellissima azione di Alessandro Guariento, è riuscito a girarsi, e un altro diagonale che ha sfiorato il palo. Guariento che anticipa, vediamo chi arriva prima, Sanchez che recupera questa palla contesa, poi ancora il Mestre Fenice che riparte e Galliani che si ferma perché c'è Sampaio a terra nel forse uno scontro fortuito, si tiene il viso, forse è stato uno scontro in mezzo al campo, ma niente di cattivo. Galliani ha ceduto il pallone ma non mi sembrava molto convinto. Non credo abbia fatto finta Sampaio, perché comunque l'azione anche perché in quel momento era un'azione a favore del Milano, quindi era in possesso, la palla in possesso dei Sainz, quindi sì, deve essere, come hai detto tu prima, stato uno scontro fortuito. Vomitata, anche perché insomma c'era una palla contesa, palle contese che molte volte Milano riesce anche a recuperare, è più veloce nel recuperare palle magari, soprattutto le palle vacanti in mezzo al campo, però poi non riesce, sono molto vicini e riescono a portarle via, però non riescono poi a distendersi per andare a finalizzare, mentre hanno qualche difficoltà in più invece nell'impostazione da dietro. Sono secondo me un po' lenti nel girare palle, permettono sempre alla difesa di Mestre Venezia di trovare sempre la pressione sulla palla e la copertura sui passaggi in profondità. Tra le altre cose, la curiosità di questa sfida è quella che ne parlavamo prima, non in diretta, che abbiamo 2 squadre che vengono da 2 fusioni. Sì. Perché da una parte abbiamo Milano con Pagnano e dall'altra Città di Mestre con Fenice. Sì. Cioè il derby delle società fuse.
Guarda, sono due squadre che fra l'altro come statistiche hanno subito parecchi gol, perché il Mestre Fenice ne ha subiti 52 e Milano 55. Come gol fatti più o meno siamo lo stesso lì, 33 il Mestre, 35 Milano, quindi è uno scontro proprio alla pari. E Milano restituisce la palla che Galliani aveva consegnato alla rimessa. Adesso Cullani, che è rientrato, difende il pallone su Sanchez, ma non lo consegna in maniera precisa a Guariento. La rimessa sarà dei Saints quando mancano 4 minuti e 44 secondi alla fine del primo tempo. E c'è Marazzi per Milani, Zanotto e ancora Marazzi, però completamente fuori. Insomma, Milani è l'uomo più pericoloso, sì, da parte del Saints Milano. È autore di 7 gol finora Milani durante il campionato. Insomma, attenzione con Marazzi che su un'ottima copertura perché la palla stava arrivando a Guariento, perché Solosi era uscito, la palla l'aveva superato. E questa volta era stato superato Solosi, ci ha pensato Marazzi in scivolata ad anticipare Guariento sull'assist involontario, sembrava più un tiro di Cullani. Ma spesso, sai, quando ti giri o calci la palla forte verso la porta e cioè, ci può essere l'intervento del compagno, una deviazione degli avversari, quindi adesso si riparte con Matteus, Coman, Marazzi. Sembra quasi... Questi sono un po' lenti. Prevedibile, dicevo, no? Sì, l'azione del... cercano spesso l'1-2 Marazzi che... sul fondo, ma non sempre riescono ad andare. In qualche modo possiamo dire, visto che mancano 3 minuti e 43, che Mestre Fenice ha legittimato il vantaggio con alcune belle azioni, poi che forse l'1-0 in questo momento sta un po' stretto ai bianco-arancio rispetto ai Saints, forse un po' troppo timido nella reazione. Sì, dopo il gol il Mestre Fenice si è disteso e ha trovato un paio di occasioni per andare una volta Solosi, poi un paio di palle uscite di poco fuori, però sicuramente, come dici tu, ha legittimato il vantaggio. Vediamo un Milano che va un po' a corrente alternata, nel senso che riesce ad essere molto aggressivo in mezzo al campo, invece quando va ad impostare è un po' lento e prevedibile. Attenzione, 3-0-6 e siamo al quinto fallo per Mestre Fenice. Anche qui l'aggressività di Crescenzo non paga, perché mette giù Milani ed è il quinto fallo quando mancano 3 minuti in questo momento. E qui la situazione falli per Mestre Fenice è pesante. Vediamo Marazzi, la deviazione di Moscoso, Crescenzo che prova a ripartire ma rallenta, pallone per Guariento che si appoggia a Cullani sulla sinistra, Cullani contro Perego, attenzione all'accelerazione di Cullani, esce Solosi, non riesce Moscoso ad arrivare su quel pallone, Marazzi che riparte da Coman, un'altra buona occasione da parte del Mestre Fenice. Solosi che si deve molte volte sostituire al back perché esce molto, gioca molto alto. Coman, Pittan. Se non sapessimo delle origini extracomunitarie sembrano veneti, perché c'hanno una N con tronca, quindi Ma tra l'altro è una necessità anche quella di Solosi di giocare al limite dell'area, perché molto spesso Mestre Fenice gioca con il pivot che sta proprio al limite dell'area e in quel caso lì il back deve restare davanti e si forma quasi una specie di sandwich tra il back e il portiere. Attenzione, ancora Cullani con Coman che entra in scivolata e non riesce a guadagnare, però rischioso questo intervento, ma pulito su Cullani che è
ci mette molto agonismo. Coman ha anche un fisico importante pur non essendo molto alto, ma Cullani che chiedeva con eccessivo vigore che fosse pulito il parquet. non si è creato un ottimo rapporto tra l'arbitro e Cullani, che è stato ammonito al primo intervento. Adesso Ed era è anche l'unico un po' ammonito nervoso. del primo tempo. Deve fare attenzione perché 1,56 sul cronometro, la rimessa a favore del Mestre Fenice con l'autore del gol Crescenzo che tocca per Cullani, il tiro e la deviazione di Solosi. Questa volta ci prova anche Mazzon, ma Cullani aveva provato l'angolino. Diciamo che Solosi si è disimpegnato molto bene in questo primo tempo. È un portiere che comunque ha esperienza. L'anno scorso giocava a Grosseto, ma ha girato abbastanza, ha giocato in campionati importanti, quindi è sicuramente un ragazzo del 94, ma ha esperienza da vendere. Diciamo che è sicuramente, tra le altre cose, in una rosa abbastanza giovane, quella di Milano, perché attenzione ancora, Mazzon che prova il colpo di tacco con una palla che gli era quasi arrivata fortunosamente lì. Questa azione nasce però da un errore evitabilissimo da parte di Sampaio, che ha giocato una palla in orizzontale su Mestre Fenice che stava salendo in pressione. Sono quelle palle che sono velenose, perché se la pressione è giusta si riesce a intervenire sulla linea di passaggio e si trova proprio davanti al portiere. Crescenzo lunga in avanti verso nessuno, non la rincorre neanche Ruzzene, la fa accomodare fuori Coman. A 1,12 a 5 falli, giustamente Mestre Fenice aspetta, non va a pressare. Diciamo che sarebbe un rischioso quantomeno. Ruzzene che prova ad andare via, Ruzzene sulla destra, il pallone al centro, Crescenzo alto, sembrava l'azione di prima, però le deviazioni sì. Ruzzene sulla fascia in mezzo per anche questa era una bella palla, ma Vailati non è riuscito a tenerla bassa. L'azione è proprio Ruzzene sulla destra, Crescenzo in mezzo all'area. Questa volta la deviazione non è riuscita, leggermente indietro per permettere l'intervento di Coman. Non è riuscito ad anticipare, esatto, l'ultimo difendente di Milano. Però diciamo che anche con queste azioni ribadiamo quello che avevamo detto prima quando siamo in chiusura del primo tempo. Mestre Fenice che è andato in vantaggio alla metà del primo tempo, poi ha legittimato questo 1-0. Direi che l'1-0 forse è anche sta un po' stretto. Attenzione, il pallone in profondità, ma si riparte con Pittan che aveva cercato Sampaio, ancora Sampaio che prova a centrarsi, adesso Perego, Ruzzene, la palla che viene mandata lontano con Solosi che la controlla, Coman cerca di andare via, Mazzon in profondità, l'anticipo di Vailati al centro per Mazzon, era difficile questo pallone, ma questa palla però secondo me è stato proprio un errore da parte di e ci prova Pittan, da parte di Solosi, che ha avuto fretta a giocare la palla sul compagno, ma c'era vicino Mazzon e quindi ha messo in difficoltà Coman nel gioco, e quindi è dall'inizio dell'azione che è partita la difficoltà per Milano. 5 secondi alla fine, Sampaio che prova a toccare l'ultimo pallone per Pittan, ancora indietro Mazzon e finisce qui. Quindi fine del primo tempo qui al Franchetti, finisce con il vantaggio al 10,53 di Crescenzo, Mestre Fenice 1, Senza Milano 0. Ci vediamo dopo la pausa sempre sui canali YouTube della divisione Calcio a 5.
E bentornati allora signori e signore qui sui canali YouTube della Divisione Calcio 5, siete collegati con il Franchetti di Mestre dove si sta disputando la prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Elite. In campo Mestre Fenice e Sainz Milano. Dopo i primi 20 minuti di gioco la partita è a favore dei padroni di casa, il bianco-arancio di Mister Landi, con la rete a 10:53 del vice capitano Riccardo Crescenzo. Con me, come nel primo tempo, Antonio Candeo. Antonio, com'è stato allora questo primo tempo? È stato un primo tempo che all'inizio ci ha un po' annoiato, nel senso che ha avuto dei ritmi bassi, tutte e due le squadre si sono un po' studiate, abbiamo detto dell'importanza della gara perché ultima contro penultima era importante approcciare bene, si sono studiate un po'. E poi il Mestre Fenice che è riuscito a uscire dopo aver segnato e poteva anche segnare un paio di gol perché le occasioni le ha avute, al contrario Milano che abbiamo detto che lotta molto in mezzo al campo, recupera palloni, però finora è sempre stato un po' lento nell'impostazione della gara, ha sempre cercato di giocare o gli 1-2 lungolinea alle spalle dell'avversario oppure giocando a 4 portando fuori gli avversari e giocando sempre alle spalle, però finora non ha avuto grosse occasioni, un paio di tentativi da parte del capitano Milani, però per il resto direi che Mestre Fenice ha il vantaggio, è completamente meritato. Si è cominciato allora sul parquet del Franchetti questo secondo tempo con, come ricordava anche Antonio, il vantaggio del Mestre Fenice maturato alla metà della prima frazione, con Ruzzene che sulla destra metteva al centro per Riccardo Crescenzo e la deviazione era vincente e batteva un Solosi che è stato forse tra i migliori del team lombardo, perché ha parato distinto ma anche con bravura, classe 94, molte conclusioni dei lagunari. Attenzione, la profondità, però Sanchez si è portato fuori il pallone, quindi si ripartirà con la rimessa del Mestre Fenice. Bailatti sulla sinistra per Mazzon che cerca in profondità Gagliani e lo scavetto. Solosi ha chiuso bene lo specchio, però prima grossa occasione del Mestre Fenice che inizia come aveva finito il primo tempo, in avanti. Sì, era una buona occasione per Gagliani che ha giocato anche qua alle spalle dell'avversario, quasi in parallela, e poi tanto c'è un tiro, è riuscito a girarsi bene questa volta Matteus, non è forse mai riuscito a farlo nel primo tempo, questa volta è stato un po' più deciso, si è girato e ha calciato subito in porta, la palla è uscita di poco. Dicevamo di Gagliani che poi si è trovato davanti a Solosi che è uscito, è restato in piedi, ha chiuso un po' lo specchio, Gagliani ha deciso di provare con un pallonetto ma la palla è uscita di poco. Sampaio prova in profondità a lanciare Marazzi, l'uscita di Zanotto che ha rilanciato verso il suo pari ruolo Solosi. Adesso la palla è del Sainz con Ruzzene che va a pressare su Sampaio. Non era la palla non aveva attraversato il centrocampo? No, era una palla che secondo i giocatori di Milano era stata toccata tra Sanchez e Ruzzene e quindi il possibile tocco all'indietro di Sanchez di Sampaio per Solosi era regolare, invece gli arbitri non hanno visto il tocco da parte di Ruzzene, per cui non... Quindi tocco indietro di Sampaio irregolare e calcio di punizione a 2, interessante, molto interessante, a 1:13 sul cronometro. Sono delle bocche di fuoco lì che... Vediamo se sarà schema o bomba. Bomba e 2-0, 1:13, 2-0, e qui è stato un gentile regalo di Sampaio che ha toccato indietro per Solosi. Calcio di punizione a 2 e questa volta il tocco di Gagliani è leggero per la bomba di Mazzon. 2-0. Messo 1:13.
Questa volta è andato via bene Sampaio. Sembra che in questo secondo tempo comunque Milano ci abbia messo un po' di più di personalità, un po' più di cattiveria nell'andare ad attaccare di più la porta difesa da Zanotto. Adesso è andato via Sampaio. Attenzione, Marazzi e Zanotto che riesce a deviarla sul palo, la palla esce, però nel giro, negli ultimi pochi secondi ci sono state 2 occasioni da parte di Milano, una di... Ma questa di Marazzi è stata sicuramente la più clamorosa. Ancora e ancora Zanotto! 2 parate di Zanotto. Mamma mia! Grandi interventi di Zanotto. Adesso Milano sta spingendo di più, non l'ha mai fatto nel primo tempo. È chiaro che per recuperare il risultato ha dovuto mettere in campo tutta la grinta, tutta la forza che ha per riuscire a recuperare. Brutta gestione adesso della palla da parte di Sanchez, che non era pressato, non è stato preciso nel passaggio al lato opposto verso Sampaio. Quindi c'è stata la reazione questa volta rispetto al primo tempo di Milano, con Zanotto che è salito, è entrato con uno spirito diverso Milano. Attenzione Mazzon, Sanchez, Mazzon ancora rimessa. Però in questo caso Zanotto, che era stato praticamente non occupato, inoperoso, sì, esatto, nel primo tempo, adesso ha fatto un paio di interventi, direi 3 interventi, quello sulla direzione sul palo e poi i 2 su Marazzi e poi quella su Sampaio sul rimpallo. Attenzione, Matteus indietro per Sampaio, ancora Matteus contro Vailati, il surplus. Matteus che ancora tiene il pallone, poi prova. È la seconda volta che si gira però. E che sfiora la palla va porta, fuori di poco. Attenzione, Mazzon Solosi. No. Bello il controllo. Non bel era lancio facile. Di Galliani, bel lancio di Galliani, era molto difficile da prendere, però ecco, Milano si è fatta sorprendere adesso su un taglio da parte di Mazzon, non c'era nessuna copertura, erano saliti tutti, un po' il pericolo quando si vuole andare a restare troppo alti di riuscire di non gestire l'ultimo giocatore, che è quello che può intervenire sulle palle, sui tagli. Non era facile tenere quel pallone perché gli arrivava da dietro, è già stato bravissimo a bravo a intercettarlo, però esatto. È stato bravo anche Solosi a porsi subito davanti, quindi impedire che avesse toccato. Questo tempismo nelle uscite che già più di una volta ha salvato la porta, infatti ha subito credo il 2-0 su punizione, lì non poteva uscire, quindi... no, lì no. Marazzi ancora per Sampaio, i giocatori che sono stati più pericolosi dopo il 2-0. Sanchez contro Galliani, ora Sanchez che cerca di passare ma non si supera il back mestrino. Mazzon, Matteus, attenzione, che recupera un pallone in pressione su Mazzon, poi cerca di far muovere Sanchez, bello l'1-2 con Marazzi, Zanotto che anticipa e poi Sanchez che prova. Galliani leggero su questa rimessa, aveva sperato che Zanotto fosse fuori, ha giocata subito, però Zanotto è stato bravissimo ad uscire. Però in questo momento Milano ha il coraggio di giocare come non ha avuto nel primo tempo. Diciamo che o adesso o mai più per Milano, perché 2-0 è già un risultato che comincia a farsi difficile per i milanesi, con il passare del tempo sempre più difficile recuperare, quindi per loro credo che debbano metterci tutte le energie possibili per rimontare. È entrato anche Guariento adesso. Che bene ha fatto nel primo tempo con alcune belle azioni. Adesso va a prendersi Marazzi, Sampaio in profondità per Pittan ed ecco che interviene Guariento e l'ultimo tocco è del Sainz. Sono cambiati, è cambiato il pivot, è uscito Matteus, è entrato Pittan, ma rimane Sampaio che mi è sembrato uno dei giocatori più vivi. Ha provato Guariento
diagonale in scivolata che difficilmente avrebbe impensierito Solosi. Coman, Pittan spalla alla porta, vediamo se fa ripartire il gioco sulla destra per Sampaio, in profondità per Pittan che non ci pensa due volte, Zanotto che controlla. Si è spostata la porta, no, l'arbitro ha dovuto fischiare per quello che ha impedito la ripartenza di Mestre Fenice. Al 4:44, quindi si interrompe un attimo il gioco per rimettere a posto la posizione della porta, quando Pittan ha impegnato Zanotto probabilmente nel controllo di qualche difendente. La porta si era spostata. Guariento che lancia per Moscoso, ma è finito il campo. Ecco, anche come nel primo tempo osservavo Mister Landi, quando entra Guariento mette dentro anche Moscoso la chioccia. Esatto, infatti, esatto. se lo vedi è prodigo di suggerimenti, di consigli nei confronti del anche giovane. Nel primo tempo c'era stato un passaggio sbagliato di Guariento nei confronti di Moscoso, che l'aveva comunque applaudito. Sì. Credo Moscoso sa cosa significa per un ragazzo giovane entrare, che ha bisogno del supporto dei compagni più esperti. Palla che si è persa in profondità per i Saints Milano, e la rimessa adesso è affidata a Zanotto che mancia lungo. Nel frattempo è entrato Cullani, Moscoso che anticipa, poi allunga per Cullani che prova ad andare via. Le maniere dure di Coman, che si prende il giallo, primo giallo anche per Milano a 5:53. Anche Crescenzo adesso in campo, l'autore del primo gol. Sta salendo adesso Mestre Fenice e stava andando via Perego, è riuscito Crescenzo a fermarlo lungo la linea di fondo. Si riparte con il Sainz che affida la palla a Coman, apre sulla destra per Perego, in profondità per Milani, bravo Cullani a chiudere e ad approfittare dell'uscita di Zanotto. È il secondo fallo in pochi secondi per Milano, 0 ne ha commessi in questo secondo tempo il Mestre Fenice. Cullani, che è un fallo un po' inutile perché stava proteggendo la palla sull'uscita del portiere, quindi non poteva sicuramente andare da nessuna parte. L'ultimo tocco di Moscoso, no, l'ultimo tocco di Milani, esatto. E la rimessa ha rettificato l'arbitro, era infatti abbastanza evidente il tocco da parte di Milani. Chiede anche scusa il signor Di Donato Di Merano, aveva prima dato un'indicazione, poi un'altra. Attenzione, accelerazione di Cullani e Coman sulla linea, posizionato molto bene. Mamma mia, Cullani ha accelerato, diciamo che era su Perego. Il mismatch anche dal punto di vista della velocità è favorevole al pivot mestrino. Perego che è un ragazzo giovane del 2006, che però è piccolino, ha molta frequenza nelle ripartenze, ma dal lungo di Cullani è stato micidiale. Esatto, l'aveva lasciato sul posto, poi ha provato il diagonale, per fortuna con Solosi battuto c'era Coman. Adesso Pittan che fa partire sulla destra Perego che prova
a lanciare Coman. Adesso si è un po' affievolito il vigore di Milano. E col passare del tempo vedono che non riescono a trovare la via del gol, trovano delle difficoltà adesso a entrare come riuscivano invece all'inizio del secondo tempo, quindi un po' hanno perso, ma cominciano a perdere anche qualche posizione in fase di marcatura, perché adesso c'è stata una difficoltà nell'andare a prendere l'ultimo uomo, ma Mestre stava girando palla, non hanno visto che Cullani si era inserito. Allora adesso c'è il cambio, tra un po' ci sarà il cambio per Alessandro Guariento, che è stato rimproverato da Crescenzo perché si era voltato nel momento dell'assist. Diciamo che in questo momento non c'è più di una chioccia in campo per adesso Alessandro sì. Coman sulla destra per Milani, il capitano che porta palla, allarga sulla sinistra per Pittan. Perego che riesce in qualche modo a girarsi, il pallone viene contratto ed è Zanotto che esce ad abbrancarlo. Ancora Cullani, Crescenzo sulla sinistra, attenzione Milani che ruba palla e poi riesce ad andare fino in fondo, ma poi si spegne la sua conclusione sull'esterno della rete. Moscoso sulla sinistra, ancora Moscoso che accelera, Solosi esce e salva. 8:27. Una finta da parte di Moscoso, un gioco che fa molto spesso sulla sinistra, poi è andato a calciare di sinistro, ma è riuscito il portiere a deviare. Ecco, ancora Cullani contro Perego, si vede molto la differenza di passo tra i due. Questa volta è riuscito però a deviare la palla in rimessa laterale. Diciamo che quando ha spazio e quindi non è proprio verso la fine del campo, Cullani può lanciarsi in velocità. Attenzione, Moscoso però era riuscito quasi Marazzi a intercettare la palla, ad approfittare di un retropassaggio non precisissimo. Adesso Zanotto spara lontano, la raccoglie Solosi per il rinvio e si riparte con Sampaio che ha preso il posto di Perego, che era un po' in difficoltà sulle accelerazioni di Cullani. Marazzi, Sampaio, che è stato con Marazzi uno dei due giocatori che ha cercato di rimettere in piedi la partita subito dopo il 2-0 di Mazzon. Marazzi, ma in quell'occasione Zanotto ha compiuto 2 mezzi miracoli, quindi sì, ha fatto molto bene Zanotto, anche perché come dicevi tu nel primo tempo non è stato quasi mai impegnato e quindi poi ha trovato nel secondo tempo, appena è stato chiamato in causa, ha trovato subito 2 interventi importanti. Pittan, Moscoso che lo va a pressare a lungo e poi è Mazzon l'ultimo a toccare. È pronto sul box del cambio Vailati, vediamo, probabilmente per lo stesso Moscoso, visto che come dicevi tu è uscito Guariento. Adesso è uscito, resta in campo ancora Moscoso. Però c'è Vailati sul box dei cambi, sì. In questo caso è Coman che si prende cura di Cullani, è bravo Marazzi a rubargli il pallone e poi Sampaio lo regala al Mestre Fenice e infatti come era prevedibile. Attenzione, vediamo la prossima palla, Crescenzo indietro per Cullani, la conclusione alta sopra la traversa. Sono finite intanto le 2 partite iniziate alle ore 15. l'MGM ha fatto il suo incontro in casa contro LD 4-2 e alla fine Rovereto ha vinto 3-1 a Prata contro il McCann. L'altra partita iniziata alle ore 16, c'è un bel 3-3 tra Real Fabbrica e Pordenone e il Pordenone è riuscito a recuperare, era inizialmente in svantaggio quando avevamo visto il primo parziale. Rimessa nella metà campo avversaria del Sainz Milano, un Coman per Matteus che ha preso il posto di Pittan. Matteus che trattiene la maglia ai Vailati, bello il duello fisico tra i due. Vailati è evidente, è stato molto plateale, sì. Questa Era l'ha preso per la maglia, se l'ha tirato via.
9:44 sul cronometro, è cambiato il risultato, siamo 2-0 per il Mestre Fenice sul Sainz Milano. E entra Milani, che anche nel primo tempo ha calciato bene le punizioni, quindi sicuramente proverà lui a calciare. Anche questa è una punizione forse regalata, no? In questo caso. Sì, non ce l'aspetta neanche da un giocatore dell'esperienza di Vailati di commettere un fallo così. No, e invece non è Milani, c'è stata qualche indicazione dalla panchina probabilmente, perché non è più Milani che sembrava quello incaricato di battere la punizione. Adesso sono in tre: Matteus, Sanchez e Sampaio. Vediamo chi parte, la finta, Sanchez, e alla fine Milani. A tirare sempre Milani. Diciamo che era un po' prevedibile come... Sì, perché quando a Milano è arrivata la palla, la difesa del Mestre Fenice era già pronta. Esatto. Crescenzo, partita di intensità per il vice capitano del Mestre Fenice, che riesce a rimettere la palla in fallo laterale con Sampaio che batte. La rimessa ancora in fase offensiva per il Sainz Milano, quando mancano 9 minuti e 37 secondi alla fine della partita. Sanchez ci prova, alto sopra la traversa, tutto tranquillo per Zanotto. Vediamo che a 9:35 dalla fine dell'incontro Mestre Fenice sembra in controllo della partita in questo momento. Sì, anche se sta spingendo Milano, però non trova mai bene delle azioni belle limpide davanti alla porta, fa fatica ad arrivare, perché Mestre Fenice si sta chiudendo bene, sta facendo la gara che deve fare in questo momento qua, su una... Attenzione! Sfruttando magari qualche ripartenza, Sorosi permettendo. Esatto. Come in questo caso sul tiro di Cullani è entrato molto bene, è riuscito a deviare il pallone. Che continua a essere il migliore in campo dei milanesi, perché... Del Milano sicuramente è quello che ha tenuto in piedi fino adesso la squadra, che pur lottando soprattutto nel secondo tempo però si è resa molto poco pericolosa. Qui c'è un rimpallo su Galliani che ha provato la conclusione, poi la palla gli è andata direttamente addosso e ha favorito la rimessa dei Saints, che chiama time out, milanesi che chiamano il time out a 9:17. Quando vedremo forse il quinto? Se ti ricordi la partita d'andata, la prima partita, le Sainz è riuscito a recuperarla negli ultimi minuti. Sì, diciamo che in quel caso Milano Mestre regalò la partita. Ha avuto un blackout esatto. Improvviso, che è quello che forse si è accompagnato poi nelle gare successive. È cambiato intanto, Antonio, come mi fai vedere il risultato con il nel Viterbese. Il Pordenone è passato in vantaggio 4-3 sul Real Fabbrica, e a questo punto sulla classifica, andando a vedere la classifica, abbiamo il Sainz Milano che rimanendo questa situazione è ultimo a 10 punti, col Mestre Fenice che l'ha scavalcato ed è a 12, Real Fabbrica che perde con il Pordenone, quindi è una buona notizia per i mestrini, a 14, Montegrappa a 15, poi ci sono Reggio Emilia a 16, LD a 17. Sì, però, Montegrappa e Reggio Emilia devono ancora giocano questa sera, e quindi perché gioca in serata alle ore 17, tra un po' dovrebbe essere anche iniziata la partita di Reggio Emilia, dove è impegnato il Montegrappa, trasferta non certo facile, però Montegrappa ha cambiato marcia un po' rispetto alla prima parte della stagione. Sì, pensava che con l'uscita di Ercolessi magari ci fosse qualche... Mi avevo anticipato il quinto di movimento, ed ecco il quinto non mi ero accorto. Non mi ero accorto. Perdendo Ercolessi si pensava che Montegrappa perdesse, e invece probabilmente hanno trovato degli innesti giusti, hanno preso tutti i giocatori che conoscono l'ambiente, che sono probabilmente legati a questa maglia, e quindi sono riusciti a venire fuori bene. Adesso hanno anche l'innesto di ONU. Attenzione, vediamo alla palla persa, Mazzon che prova a ripartire subito, Marazzi è quinto in movimento, Marazzi che
riesce anche a parare bene. Si sostituisce a Solosi. Ma non cambia. Attenzione, Vailati, ancora Marazzi. E poi Marazzi che è protagonista anche di una scivolata dopo 2 belle parate. Non ha fatto in tempo a sedersi, che mi sa che deve rientrare. No. E adesso sale Mestre per impedire che possano iniziare subito Milano col portiere di movimento. Resta Solosi in porta. Vediamo se faranno possesso palla per far entrare il quinto oppure se andranno avanti. Si gira bene Sanchez. Si gira e mette a sedere Moscoso. Adesso sì, fanno entrare il quinto in movimento Marazzi. Sanchez la passa proprio alla camisetta nera. Sanchez, Marazzi, 7:49 sul cronometro, con il Sainz che sta provando il tutto per cercare di riaprire la partita. Mestre Fenice è andato 2 volte vicinissimo anche al 3-0 con il quinto in movimento avversario, ma Marazzi si è sostituito in tutto e per tutto a Solosi con 2 belle parate. Attenzione, Sanchez che viene pressato da Mazzon, per poco non gli ruba il pallone. Adesso ha scelto molto bene i tempi di pressione Mazzon per andare a chiudere la linea di passaggio e quindi poi è salita tutta la squadra. Questo era veramente difficile, questo assist per Galliani. Resta ancora alto Mestre per impedire di far entrare il portiere di movimento. Matteus ha cercato il passaggio a velocità, Coman diciamo non rivedibile anche questo assist. 7:14 sul cronometro alla fine della partita, rimane la situazione invariata sul tabellone. 2-0 per il Mestre Fenice sul Sainz Milano per le reti del vice capitano e del capitano. Crescenzo 1-0, Mazzon 2-0, recuperata ancora palla dal Mestre Fenice con Vailati che prova a ragionare, il pallone per Moscoso, indietro per Zanotto che lancerà lungo, ma lungo e difficile come prima da controllare per Galliani. Abbiamo una squadra che può pressare alto ma che è anche più difensiva che offensiva in questo momento per il Mestre Fenice. Sì, con ha giocatori che sanno difendere bene, perché ovviamente se il pressing non riesce bisogna difendere con l'uomo Moscoso, con l'uomo in meno. Hanno giocatori che sono ben predisposti alla fase difensiva. Moscoso per poco complice la deviazione di Coman non beffa Solosi che, come dicevamo, ha parato un po' tutto, è stato battuto da distanza ravvicinate su calcio di punizione, quindi ci voleva la deviazione di Coman magari per ingannarlo, per poco non ci... Attenzione, ancora Solosi. Questa si è trovata una palla vicina, ha cercato di anticiparla col sinistro Mazzon, ma è riuscito solamente a toccarla. Solosi era stato fermo, se l'ha trovata proprio addosso. Però anche questa era un'altra occasione per allungare sul risultato. Prova Coman, esce Zanotto, fanno sportellate, il pallone esce e la rimessa sarà per il Mestre Fenice. Diciamo che in quel caso non so se non c'è arrivato Mazzon bene su quella palla o ha provato il tocco, ma secondo me è stato costretto a giocarla, anticiparla col sinistro perché gli è arrivata, ma non era ben posizionato, ha cercato solo di anticiparla. Rientra il quinto di movimento, sempre Marazzi con la maglia di portiere di movimento, sempre Sanchez a gestire da ultimo. Sì, Sainz che adesso è in campo con Marazzi, quinto di movimento, Sanchez, Milani e attenzione, ci ha provato Sanchez e adesso Galliani non va molto lontano. Attenzione Matteus che prova al centro e si riparte con Galliani che va via da solo e viene atterrato da Sanchez che viene anche ammonito.
Sanchez è riuscito ad andare a calciare perché Mestre stava difendendo con un 2-2, quindi chi porta vertice, chi porta palla a volte si trova nelle condizioni di tirare. Probabilmente la scelta di difendere 2-2 perché non hanno visto nei giocatori di Milano un gran tiratore. In effetti Sanchez ha calciato, ma diventa lì un 1 contro 1 col portiere. Zanotto ben posizionato è riuscito a prendere la palla. Ha preso molto di meglio prima Sì. che questa. Qui forse qualche dubbio su questo atterramento di Mazzon si poteva manifestare. Attenzione, qui palloni vailati sulla pressione di Matteus Galliani, che preferisce non controllare e lasciare scorrere. 5-16 alla fine della partita, 2-0 per il Mestre Fenice sul Senza Milano che continua, perché è praticamente dall'11° con il quinto in movimento. Cerca di... Rientra Sanchez a gestire l'ultima palla, recuperava da Mazzon, si è girato e ha calciato, ma diciamo che Sanchez non è riuscito in qualche modo a movimentare troppo questo quinto in movimento. Adesso c'è una rotazione. Attenzione, Moscoso 3-0, 15 e 16, 3-0. L'esperienza di Mestre Fenice, Moscoso, Crescenzo, Mazzon, Moscoso. Adesso si fa molta dura a 4:42 dal termine per Milano, che continua a insistere col portiere di movimento. Ci prova, è andato ancora a tiro Sanchez. Sì, ha trovato lo spiraglio, questa volta però non ha trovato la porta. Però diciamo che il 3-0 è ampiamente meritato per il Mestre Fenice in una partita che non ha avuto molta storia fino adesso. No, direi che c'è molta differenza di qualità tra le due squadre, pur mettendoci tanta determinazione, tanto agonismo, tanta volontà al Milano, però credo che il valore tecnico delle due squadre sia diverso. Poi per le occasioni create Mestre Fenice poteva sicuramente avere un risultato molto, molto più rotondo. Si era aperta all'inizio del secondo tempo. Ecco, attenzione, Guarietto! Prima rete in Serie A2 Elite, 16-07. Adesso si fa largo il vantaggio. Diciamo che c'è stato il battesimo del fuoco per Guariento, con la rete che fa 4 qui al Franchetti, e di questi tempi è oro colato, visto considerato che è la prima vittoria, possiamo quasi certificarla, la prima vittoria in casa per quanto riguarda il Mestre Fenice. E anche Cullani adesso Milano non tenta nemmeno più col portiere di movimento, il risultato è rotondo. Portare a casa prendere ancora gol potrebbe determinare una dal punto di vista psicologico delle difficoltà maggiori nelle prossime gare, anche perché abbiamo visto che il quinto di movimento che aveva messo in scena, attenzione, c'è il 5-1 Milani di Milani.
È un'azione, l'hanno giocata bene questa, però secondo me Mestre ha un attimino allentato dal punto di vista dell'attenzione sulla difesa del portiere, col portiere in movimento. Rientra Moscoso. Ma chi... C'è Milani. Marazzi ha comunque trovato il gol della bandiera, il Sainz Milano. C'è stato quel momento con Quito in movimento che è stato, l'abbiamo sempre detto, no? È un'arma a doppio taglio, se lo fai bene, e abbiamo visto squadre farlo in maniera egregia, certo, molto bene. Sono stati gli ultimi 3 gol che sono stati fatti con la porta libera. Se lo bravi comunque a intercettare palla, bravi a giocare palla di precisione, però sappiamo se col portiere in movimento, se perdi palla, se lo fai male, se non giri benissimo la palla, e anche favorisci anche le difese nell'intercettarla, no? Sì, perché attenzione, aia, si è fatto male Milani. A 2:28 dal termine. Ho l'impressione fin dall'inizio che Milani non fosse proprio al massimo della forma, perché ha giocato poco e non è stato reattivo nella gara come è stato in altre circostanze. Andiamo nel frattempo a vedere, mentre qua sono cambiati un po' di risultati. Il Real Fabbrica ha pareggiato col Pordenone, quindi il Real Fabbrica è riuscito a trovare il pareggio, mentre a Reggio Emilia è passato in vantaggio il Montegrappa, quello che dicevamo prima, ha cambiato proprio marcia la formazione di Maser. Attenzione, il colpo di tacco di Marazzi per Sampaio, è bravo Guariento a chiudere. 2:12 alla fine della partita. Diciamo che la partita c'è stata, se vogliamo dire, c'è stata fino a 2-0, anche se era un 2-0 che stava stretto al Mestre Fenice. Col Quito in movimento il Mestre Fenice si è trovato in qualche modo avvantaggiato. Sì, non è mai riuscito a essere troppo pericoloso il Milano, il portiere di movimento. Mestre Fenice ha difeso bene e nelle 2 palle recuperate è riuscito con precisione, prima con Moscoso, poi con Guariento e poi con Cullani a realizzare, a arrotondare il risultato, che adesso a 2 minuti dalla fine la vede ormai in una situazione di assoluta tranquillità. Come dicevamo, si è anche sbloccato il Mestre Fenice in casa, perché sembra impossibile, ma non era mai arrivata la vittoria, anzi non era mai arrivato la vittoria, era arrivato all'ultima di andata il pareggio 3-3 con il Real Fabbrica, ma per il resto non c'era mai riuscito. Attenzione Moscoso che recupera il pallone in profondità per Crescenzo sull'uscita di Solosi. Adesso in scioltezza, quando è così, con il risultato acquisito, si può giocare anche un po' in tranquillità. Sì, Crescenzo ha cercato di alzarla sul secondo palo, era una giocata comunque che ci stava, al di là del... però l'ha fatta con tranquillità, con la tranquillità di un risultato ormai acquisito. 1 minuto e 30 alla fine, quindi quasi in cronaca di chiusura qui al Franchetti, perché il risultato è 5-1 per il Mestre Fenice sul Sainz Milano. Mestre Fenice che aveva un unico obiettivo, Antonio, quello di vincere per scavalcare Sainz al penultimo posto. E vincere anche per iniziare un 2026 con positività, piglio, con un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto in alcune gare, nella quale è stata un po' bloccata dai risultati che non venivano. Una squadra che era partita con ambizioni di classifica, che si trova a dover gestire gli ultimi posti, era un po' difficile. Chissà che questo risultato, questo inizio 2026 dia adesso continuità ai giocatori del Mestre Fenice, che recupereranno
anche tra le altre, c'è anche l'ingresso di Pettenò con la maglia di Uenu, però Sì, abbiamo un riconoscimento per questo ragazzo di Filippo Pettenò, che è un classe 2007, che come Alessandro Guariento fa parte anche della formazione Next Gen, e adesso Mestre che potrà poi recuperare anche i vari infortunati come Bebetigno, come Bui, e vedere cosa accadrà. Per Milano, cosa possiamo dire di Milano? Hanno messo impegno questi ragazzi, ma probabilmente ci vuole qualcosa di più. Sì, è una squadra che dal punto di vista soprattutto tecnico non ha dimostrato tanto, ci hanno messo tanto agonismo, tanta voglia, quasi riesce a sbloccarsi. Ruzzene. Allora finisce qui ed esulta il Franchetti, prima vittoria del campionato di Serie 2 Elite della stagione 2025-2026 qui a Franchetti per il Mestre Fenice, 5-1 contro il Sense Milano. Allora la prima del 2026 è buona, Antonio, noi ci vedremo qua alla prossima al Franchetti. Ringrazio anche Enrico Volpato, ti ringrazio Antonio, Grazie a te. ci vediamo alla prossima qui. Allora a tutti grazie, finisce 5-1 per il Mestre Fenice contro il Saints Milano con la prima rete, festeggiatissimo, di Alessandro Guariento in classe 2008. Finisce qui la prima di ritorno, Mestre Fenice 5, Saints Milano, e per tutti quanti ci rivedremo sabato 24 gennaio per Mestre Fenice Montegrappa. Allora grazie a tutti, e se volete vedere la Serie 2 Elite sempre sul canale YouTube della divisione Calcio 5, grazie a tutti e buona serata.